trascorso la notte al ghiaccio sotto una pensilina nei pressi della strada Romea, i 15 richiedenti asilo africani sgomberati ieri dall'ex ristorante al Bragosso in località Sant'Anna di Chioggia, per i quali era scattata la revoca del programma di accoglienza a seguito delle risse scatenate all'interno della struttura lo scorso dicembre. Anche stamane i migranti sono accampati nel parcheggio dell'immobile, con le loro valigie e pochi averi. La situazione è tranquilla, ma desta pur sempre qualche preoccupazione fra i residenti della frazione. Nella giornata di ieri, la rete Chioggia Accoglie ha provveduto a recapitare agli stranieri alcuni generi di prima necessità e si sta attivando per trovare una soluzione abitativa temporanea. Intanto l'ex Bragosso non risulta ancora essere stato messo all'asta, nonostante una pesante situazione debitoria della proprietà dell'edificio, la quale non è in capo alla cooperativa sociale Nuovo Mondo, che si è occupata in questi anni dell'accoglienza. Un servizio che ha svolto anche oltre i termini, relativamente a queste 15 persone, e finché la prefettura non ha deciso l'intervento di ieri, dopo aver traslocato la maggior parte dei migranti in 2 case private a Brondolo. Lo stabile, che ha evidente bisogno di una manutenzione, non è stato altresì chiuso per il mancato rispetto di norme sanitarie, bensì temporaneamente sospeso dal momento che non vi sono presenti altri rifugiati, né sono previsti ulteriori arrivi prossimi. Giornate di primavera, finalmente. Riaprono i locali sul lungomare di Sottomarina, ma non sono tutte rose e fiori. I lavori in corso nel marciapiede est creano qualche disagio, sollevando sabbia e impedendo la circolazione pedonale, senza contare la decisione di formalizzare gli stalli per 250 biciclette, sottraendo spazio a quest'ultima. Il Pepe Nero muove le fila della protesta. Non è giusto che proprio verso la fine della settimana, con il sole a picco, la strada sia interrotta proprio davanti alle entrate dei locali, dicono. Considerato che il mese precedente non è stato bel tempo, si sarebbero potuti anticipare i lavori, anche perché non siamo stati avvisati. I gerenti hanno chiesto e ottenuto che l'inizio delle opere fosse quanto più vicino ai loro ingressi, anziché a metà strada. I lavori avrebbero dovuto terminare ieri sera, dopo 2 giorni di sole che hanno limitato le attività dei locali. Anche nella zona che interseca Viale Tirreno recentemente ci sono state proteste dei concessionari per la nuova piccola rotatoria che modifica la viabilità. Sta di fatto che febbraio e marzo sono stati mesi freddi, con pioggia e neve, per cui le opere necessarie sono state pianificate il prima possibile per evitare disagi ulteriori in seguito. Prima risposta al malessere di tanti cicloturisti che, intenzionati a visitare l'isola di Pellestrina, nei giorni di Pasqua e Pasquetta sono stati respinti all'imbarcadero di Chioggia, assieme al loro mezzo a 2 ruote. Da domani, sabato 21 aprile, ACTV ha istituito 6 corse di andata e ritorno specificamente dirette alle biciclette. Sono corse di rinforzo, grazie a un motobattello che può contenere oltre 100 passeggeri e 40 bici. Le corse avranno luogo ogni sabato e domenica nella stagione calda e conteranno €1 a tratta più il normale titolo di viaggio per passeggeri. Le partenze da Chioggia saranno alle ore 9:20, 10:20, 11:20, 15:45, 16:45, 17:45. Il ritorno da Pellestrina invece alle ore 9:45, 10:45, 11:45, 16:15, 17:15 e 18:15. Oggi dalle ore 18 nella Pinacoteca della Santissima Trinità in piazzetta 20 settembre a Chioggia saranno presentati 2 volumi a carattere religioso. Il primo, Rosminia Correzzola di Gianni Zodo, è stato edito dalla Cleup e racconta del filosofo e teologo ordinato sacerdote proprio nell'adiacente chiesa, popolarmente detta dei Rossi. Il secondo libro è Prediche agli uomini di governo di Antonio Vieira, scritto da Claudio Modena per Palombi Editori. Conferiranno assieme agli autori anche Don Angelo Busetto e Don Vincenzo Tosello. Torna in campo questa sera dalle ore 21 la Wisp Basket Chioggia, che al Palasport di Borgo San Giovanni affronterà le Nutrie Vicenza Independiente
per la gara 3 dei quarti di finale del campionato interprovinciale WISP. La situazione è sull'1-1 dopo la vittoria biancoblù sul filo di lana 15 giorni fa a Chioggia per 56-55 e la prima sconfitta stagionale rimediata dai lagunari sul parquet avversario, dopo aver concluso la regular season con 16 vittorie su 16. Ma le Nutrie sono un osso duro e anche stasera non sarà per niente una partita facile. Ciao amici carissimi di Network Azzurra, buongiorno e buon inizio weekend, naturalmente un weekend di stampo prettamente estivo. Estivo perché questa massa anticiclonica si erge dalle coste appunto africane fino a lambire parte della Scozia e ovviamente fino in Polonia e quant'altro. Quindi una cappa anticiclonica degna di nota che raggiunge i 1030 millibar, garantendo di fatto alle nostre latitudini tempo stabile soleggiato per tutta la durata del giorno, con temperature massime che tenderanno a sfondare anche i 27-28 gradi l'altezza di domenica. Un anticiclone naturalmente che lentamente poi andrà sgonfiandosi durante la prossima settimana, ma molto lentamente, partendo appunto dal suo margine settentrionale, quando lunedì verrà affrontato la prima perturbazione atlantica in entrata, che riuscirà a dare respiro appunto alle regioni di Oltralpe. Anche le zone alpine e prealpine risentiranno di questa prima passata temporalesca lunedì, che abbasserà lentamente le temperature, ma che molto probabilmente questo anticiclone andrà a confermarsi sin dopo il 25. Quindi tutto sommato un weekend che si prepara ad essere affollato anche di turisti sulle nostre zone, proprio in virtù del fatto che non sono previste precipitazioni. Anche le temperature minime si stanno portando tra i 17 e i 18 gradi, quindi ben oltre le medie. Ovviamente parliamo di 7, 8, anche 10 gradi sopra le medie, stante gli ultimi anni comunque dovremmo essere anche abituati, perché abbiamo visto anche di peggio ovviamente. Una situazione quindi in divenire, notiamo dalle carte in nostro possesso che la situazione tenderà ovviamente a cambiare dalla metà della prossima settimana. Quindi affrontiamo queste 3 giornate meravigliosamente belle per visitare questa nostra splendida città e prendere appunto possesso delle prime tintarelle. Vi auguro una buona giornata, ci sentiamo domani. Ciao!